le elezioni, l'election day 20-21 di settembre, cosa fa il Movimento 5 Stelle che è al governo a Roma e qui all'opposizione? Presenta il candidato, si chiama Enrico Cappelletti, che è un senatore della scorsa legislatura, una persona di grandissima esperienza, che ha portato avanti grandi battaglie per il Movimento 5 Stelle all'interno del territorio del Veneto, che si è sempre confrontato con gli imprenditori, che ha sempre preso a cuore le battaglie ambientali, è la persona giusta su cui vogliamo credere per cambiare il Veneto, per avere quel rapporto diretto tra il governo, tra i ministri del Movimento 5 Stelle e Enrico Cappelletti, Regione Veneto. Senta, lei che è Ministro per i rapporti con il Parlamento Veneto, bellunese, come vede l'operato del suo governo per il Veneto che è governato dalla Lega? Molto positivo, anche molto concreto. Abbiamo cercato di rispondere sotto il profilo economico, soprattutto il Veneto aveva bisogno di risposte a tantissimi imprenditori, ecco perché abbiamo fatto un importante taglio dell'IRAP, con oltre 4 miliardi di euro. Abbiamo dato 600 euro già a 4.600.000 nostri imprenditori in tutta Italia, una gran parte di questi in Veneto, sia nella data di marzo che in quella di aprile, e daremo anche 1.000 euro per quelli che hanno perso di più nel mese di maggio. E poi non solo, vi sono in queste giornate dal 15 di giugno attraverso l'Agenzia delle Entrate quel fondo perduto, quei soldi del fondo perduto che vanno da 2.000 euro a 40.000 euro. Stiamo cercando di far sì che nessuno resti indietro, che gli imprenditori e la cassa integrazione arrivi subito, che le persone si sentono tranquillizzate, socialmente protette, perché dobbiamo riprenderci al più presto. C'è ancora preoccupazione per il Covid e soprattutto un eventuale secondo ondata? Quello è chiaro, dobbiamo stare tutti quanti attenti, continuare ad adottare quelle misure di sicurezza. Vi sono stati alcuni focolai negli ultimi giorni, li abbiamo immediatamente ripresi. Io invito tutti quanti a scaricare quell'app Immuni. Ci serve a proteggerci a livello nazionale, non bisogna fare piccole app delle singole regioni, occorre avere una protezione a livello nazionale. Lei l'ha scaricata? Sì, certo, anche mio padre, anche mia madre, mia moglie, mia suocera, tutti quanti, gliel'ho fatta installare immediatamente il primo giorno. Anzi, e voi l'avete scaricata? Ma adesso dovete iniziare a scaricarla, anzi invito tutte quante le persone che ci guardano a scaricare l'app Immuni, ci protegge, ci dà indicazione se le persone che abbiamo conosciuto e incontrato hanno per loro sfortuna incontrato la malattia, quindi dobbiamo assolutamente proteggerci in maniera reciproca. C'è ancora qualcosa che il governo deve fare da qui a settembre, da qui alle elezioni, per convincere gli elettori che in Veneto bisogna votare Cappelletti? Noi lasciamo chiaramente la libertà, noi come governo ci confrontiamo ogni giorno cercando di portare il buon esempio. Mi auguro che possa essere compreso da parte dei Veneti. Enrico è la persona giusta, lo ripeto, perché ha sempre amato il Veneto, lo conosce proprio nelle sue radici e ha lavorato costantemente nella sua vita, ha fatto un'esperienza importantissima come senatore e credo che abbia la maturità, il desiderio e la voglia di riuscire veramente a dare anche un cambiamento, una sostenibilità diversa e quel collegamento attraverso il recovery plan che sarà nei prossimi anni un grandissimo spunto per green economy, per l'innovazione tecnologica, per una visione anche europea basata sulla solidarietà. Abbiamo parlato finora dell'alleato, ex alleato la Lega e l'alleato attuale, il PD, che ha il suo candidato in Arturo Lorenzoni in Veneto. Ha fatto un grande bocca al lupo da Arturo Lorenzoni e credo che insieme potremo nel governo, chi dei due potrà essere presidente, io mi auguro Enrico Cappelletti nel prossimo futuro, collaboreremo costantemente perché il Veneto possa crescere. Poi alla fin dei conti credo che sia l'amore nei confronti del Veneto che deve sempre vincere, ognuno di noi deve riuscire a portare avanti tutte quelle iniziative che ci permettono di far crescere, di poter avere sostenibilità ambientale, di poter far avere un futuro ai nostri giovani. La prossima generazione è quella su cui dobbiamo puntare. L'ultima domanda, il 10 luglio la prova generale del Mose, lei ci sarà? Sì, ci voglio esserci perché è una prova generale in cui noi crediamo. Il passato ha portato con sé corruzione sul Mose, ha portato soldi sperperati, si parla sempre di centinaia di milioni di euro di soldi sperperati delle nostre tasche. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre combattuto lo sperpero del denaro, anzi combatteremo anche questo ripristino di vitalizi che sta per avvenire all'interno del Senato. Noi vogliamo tagliare i costi della politica e della casta e vogliamo anche che le opere possano funzionare, questo è il nostro compito e lo vogliamo vedere funzionare il Mose. E sui vitalizi? Ci torniamo sopra adesso immediatamente, è una battaglia che io avevo portato avanti nel corso del tempo e su cui noi crediamo assolutamente, è una nostra battaglia politica, i vitalizi devono essere tolti,
sembra che tutte quante le forze politiche siano d'accordo adesso, mi auguro che ci sia la vera disponibilità della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia per andare a ripristinare quella delibera che il Movimento 5 Stelle aveva voluto e che ha portato al taglio dei vitalizi alla Camera e al Senato. Però è una questione giuridica più che politica. Credo che possiamo farla trasformare in una questione politica se serve, possiamo operare in tanti modi diversi, basta che vi sia il volere politico e noi come Movimento 5 Stelle ci siamo, eravamo prima, ci siamo adesso, ci siamo in futuro, noi vogliamo che i cittadini siano orgogliosi dei loro politici e non guardarli in maniera distante e fredda come avviene adesso. Questo è stato un cattivissimo esempio di politica, il Movimento 5 Stelle non lo accetta. Grazie.